verticale, poi E ripartiamo con la trasmissione, sono qua con Little Devil. Abbiamo ovviamente i nostri zombie che mi sembrano aver preso un'anda sul western, perché qua abbiamo i nostri tre sceriffi, ma abbiamo anche in collegamento Bel Maris da Venezia. Ragazzi, voi state attenti perché poi la mamma, oltre agli eremitani, deve portarvi a Venezia. Ci siete stati? Al centro commerciale. Ma no! Ma che disastro! No, ci colleghiamo zombie al suo posto lei, io e i miei sceriffi qua. Allora, ci colleghiamo con Bel Maris che è a Venezia per noi in diretta. Bel Maris, con chi sei? Abbiamo forse un po' di... Vai, Marco. Ecco, ce l'abbiamo. Eccoci qua, Claudia, siamo con tanti giovani che stanno aspettando per fare festa fino alle 3 del mattino. Vedi, guarda quanti ragazzi mascherati. No. Fateci vedere cosa c'è lì intorno. Com'è Venezia la sera? Fateci vedere qualcosa. Ecco, uno addirittura arriva dalla Norvegia, guarda. Parla in inglese. Yeah, well, I'm Norwegian. I'm enjoying the Carnivale. No, di norvegese ce n'è poco. Fateci vedere cosa succede lì Sono vestiti, intorno. Com'è guardiamo. Venezia? Guarda. Bellissimi costumi. Fateci vedere Guarda, Venezia. dietro cosa abbiamo succede solo lì la laguna intorno. perché è dentro, ma dentro tantissimo. C'è tanta musica. Abbiamo problemi di segnale. Sceriffo, pronto? Ci siamo? Bel Maris, ci siete? Sono cascati in laguna? No, non sono cascati. Ci siamo! Bravissimi. Sì, ci siamo, ci sono anche loro, sono in tanti. Bravissimi. Tantissimi. Siamo 6, da 101 siamo rimasti in 6, solo dalmata. Però vabbè. Pochi ma buoni. Ecco come si partecipa al carnevale, dicevamo prima. Perché bisogna venire a Venezia a fare festa qua? Perché è bello, è divertente, ti diverti, bevi, mangi, balli, così consumi, cammini per tornare a casa, così stai ancora meglio. È bellissimo. Vengono da tutto il mondo, insomma. Sì, vengono da tutto il mondo, vengono più quelli fuori da Venezia che non quelli dentro Venezia o vicini a Venezia. Ci sono un sacco di persone straniere, tutte contente. Bellissimo, grazie. Grazie Claudia. Claudia, se vuoi vedere ancora altre persone dobbiamo entrare dentro, però non si sente tanto. Non importa, fate una passeggiata all'interno e mandateci un po' di immagini per vedere cosa sta succedendo. Qui abbiamo il direttore che ci dice che ci sono molti spettacoli. Cosa sta succedendo in questo momento? Iniziamo il concerto serale. Ogni sera c'è un concerto e stasera mi pare ci siano i Pittura Style, che sono un gruppo di cover di pittura fresca. Meraviglioso. Ma allora se la regia parla con la nostra direi giornalista, che è un evento. se la regia parla con la nostra giornalista, che entri pure, anche se c'è troppa musica e tanto audio, che ci mandi delle immagini così vediamo in diretta cosa sta succedendo, che lasci andare la telecamera. Vorremmo essere lì con voi a Venezia e vi seguiamo a distanza. Lei, direttore, deve andare a Venezia, ma non la lasciamo andare via. Al prossimo stacco. No, al prossimo stacco, vediamo se riesce, vediamo. Allora, torniamo a parlare. Io mi alzo da qui, lascio i tre sceriffi, ti do il microfono però, mi raccomando, quando vuoi fare una domanda intervieni. E vi ricordo, la mamma è qua sopra, devi portarli a Venezia, assolutamente, non al centro commerciale però, quello no. Allora, Assessore, una città viva, meravigliosa, ce la invidia al mondo, moltissimi gli stranieri che vengono a Venezia, sicuramente mancano molti servizi, perché a volte far rete sul territorio nel nostro paese è complesso, è difficile, la burocrazia non aiuta. Però abbiamo tantissimo, il nostro territorio da solo veramente, potremmo vivere quasi di turismo. Ma noi, insomma, i quasi 14 miliardi di euro che dà il turismo è una delle voci commerciali più importanti per la regione del Veneto, quindi per fortuna c'è il turismo da una parte dove siamo primi in Italia, molto più avanti di tutti gli altri come presenze turistiche, però per fortuna che c'è anche un'agricoltura fiorente con oltre 400 prodotti DOC, DOP, di IGT, eccetera, che permette poi di affiancare al turismo tutto quello che c'è
Ormai il turismo è quasi un percorso enogastronomico, esatto, perché diventa, è tutto po' un di collegamento. Tutto, il turista che viene in giro per il mondo ha bisogno di andare a Venezia, Firenze, Roma, ha Certo. le sue ovviamente esigenze particolari, però c'è tutto il turismo lento, soprattutto quello europeo, che non gli basta o non gli serve solo e soltanto Venezia, ma tutto il territorio. È anche vero che magari possiamo avere qualche Entriamo pure in carenza, studio. Grazie. qualche scusa, Assessore. carenza, insomma non è che possiamo 580 comuni del Veneto portarli Certo. tutti con il Certo. treno davanti a casa. Io stavo guardando prima, dalle 8 di mattina alle 10 di mattina, nel giro di 2 ore, se noi ci concentriamo e il distretto termale porta i suoi turisti a Padova, ci sono 10 treni in 2 ore che da Padova vanno a Venezia. Faccio per dire, è ovvio che poi insomma, tutto si può fare, tutto si deve fare, ma intendo dire che bisogna anche organizzarsi, anche perché noi abbiamo le 4.400 ville venete, c'è un sistema che deve anche in qualche volta stare lontano da Venezia, perché in certi giorni del carnevale non riesci a entrare a Venezia, Certo. anzi molti mesi all'anno ci sono difficoltà che arriva troppa gente su Venezia e quindi bisogna anche creare elementi Ma Assessore, saremo alternativi. pronti con l'Expo? Sono attesi 20 milioni di turisti tra italiani e stranieri, ovviamente in un percorso, in un periodo di tempo anche abbastanza ampio, però questo numero importante di turisti, saremo pronti ad accoglierli? Perché l'Expo non è solo Milano, ma l'Expo è un po' tutta Italia, un territorio vivo che vuole presentarsi e ha le carte in regola per farlo. Guardi, una regione dove ha censiti 64 milioni di presenze turistiche all'anno, ma reali, perché poi c'è tutta la parte per il mare degli appartamenti che non ha una registrazione tecnica dal punto di vista nazionale, per cui sono altri 120 milioni, quindi non sono numeri che ci spaventano quelli dell'Expo, infatti se Anzi, andiamo a ci vedere, piacciono moltissimo, no? anzi Dai. sono appetitosi, visto certo. che nutrire il pianeta, il motivo dell'Expo, Certo. e quindi tutto il percorso dell'agricoltura veneta e con una base anche che abbiamo fatto vicino al Vega di Venezia come anche postazione fissa di Certo. Expo Veneto, c'è tutta una serie di ragionamenti che serviranno appunto per far sì che il Veneto rientri in questo circuito. Infatti grazie anche alle imprese venete si è fatto non solo questo percorso, ma anche un percorso virtuale che serve appunto a far sì che qualsiasi cittadino del mondo che arriva a Milano ma che poi vuole venire in Veneto ha tutto Certo. ciò che può essere utile attraverso questa regione. Certo, la regia mi dice che abbiamo il collegamento ripreso con Venezia, abbiamo delle immagini qui meravigliose, se le riusciamo a mandare. Eccola qua. Possiamo parlare perché comunque ci lasciano andare il video giusto per capire il concerto di cui parlavamo. Direttore, questo è il concerto di cui parlava? Me lo scardi questo o no? No, mi rallegro vedere che c'è gente, perché l'anno scorso abbiamo avuto 40.000 presenze in questi 6 giorni di Arsenale. Come ha detto l'assessore è sacrosanto, è l'unico evento, credo, il Carnevale di Venezia, che non fa comunicazione. Cioè il budget di comunicazione dell'evento Carnevale è pari solo alla manutenzione del sito web, che è il nostro unico canale. Questo proprio perché Venezia non ha bisogno di portare nuova gente. Ma vede che l'abbiamo invitata qua, ma abbiamo di creato qualificarla, questa semmai, serata. la presenza. Certo, però il esatto. passaparola funziona perché le persone ci sono, Le persone ci sono perché gremita, Venezia è un attrattore. è un- Devo dire che poi si parlava di risorse per il territorio. Si è fatta di recente una valutazione, è stata pubblicata qualche giorno fa, sull'indotto che genera il carnevale. Sì. Allora, mediamente una turista lascia in città 130 euro quando viene al Carnevale di Venezia, in media, a prescindere in media, tra quelli che dormono, che giornalieri e così via. Però questi 130 euro sono solo quello che lascia in città, perché poi a Venezia vengono al Carnevale ma dormono sul lago di Garda, Certo. dormono a Treviso, a È un Padova, a indotto Vicenza. per tutto il territorio, poi dice. Molto spesso la maggioranza dei turisti arrivano coi pullman, Sì. e sono pullman, gruppi che hanno dormito magari sul lago di Garda, hanno dormito a Jesolo. Per esempio gli alberghi della nostra riviera hanno 2 settimane di attività produttiva a febbraio grazie al Carnevale di Venezia. Certo.
Certo, cosa si potrebbe fare di più? Beh, io non mi occupo di accessi, non mi occupo come dire, di governance del territorio. Direi che per me l'importante è offrire prodotti di qualità, prodotto inteso come prodotto anche culturale, quindi Certo. io sarei per cercare di seguire il modello Venezia, che è quello di come dire, dedicare, accentrare delle risorse su un polo Sì. e non disperderle, Sì. perché è grazie a questo, come dire, a questa massa critica che si raggiunge l'obiettivo di essere notiziabili, di avere Certo. l'attenzione del pubblico, quindi cercare di individuare 3, 4, 5 poli Certo. e riuscire a far convenire lì tutto quello che è la ricchezza del territorio, senza troppo campanilismo, ma per raccontare bene tutto il territorio ampio. Certo, ed è un'eccellenza. Se posso su Prego, questo, Assessore, certo che può. è una battuta necessaria, nonostante le poche risorse che ci sono comunque in Regione per poter fare promozione, però anche noi stiamo tentando di andare in giro per il mondo a toccare i nuovi ricchi, perché dai paesi del BRIC, Brasile, Russia, Cina, India, andiamo a fare tutta una serie di manifestazioni mirate, promozioni in giro per il mondo su questi, perché ci sono numeri importanti di nuovi ricchi. Faccio una battuta, un esempio, sulla sola India ci sono 110 milioni di cosiddetti ricchi, insomma, Certo. 110 milioni, una volta e mezza l'Italia intera. Certo. E quindi andare a mirare anche per far sì che non ci sia solo il turismo di massa, che quello ovviamente si muove un po' Certo. per conto suo, ma che ci sia anche un turismo di una fascia anche superiore che possa permettersi e consumare in modo importante anche nel nostro territorio, crediamo che siano i nuovi orizzonti su cui dobbiamo affrontare, confrontarci e andare appunto a trovare questi mercati. Anche perché a Venezia e al Veneto non manca niente per poter accedere a questi mercati, e vista l'offerta che si può dare dal punto di vista turistico, culturale, enogastronomico. Noi ci abbiamo dato i 7 colori, per non dire le 7 promozioni, perché dai laghi alla montagna, alla collina, alle città d'arte, alle terme e al mare, insomma abbiamo tutto il possibile, con una cosa molto importante: non è copiabile. Tanti altri prodotti sono copiabili, per fortuna le nostre straordinarie bellezze non sono copiabili e quindi vanno valorizzate. Certo, Tonon, le nostre bellezze non sono copiabili, è la nostra risorsa questa poi anche. Beh, sicuramente sì, per tornare al discorso dell'Expo, noi con le Prologo, naturalmente anche con la Regione, cerchiamo di collaborare, e dicevo prima, il rapporto importante, la rivitalizzazione della nostra attività sta proprio nella collaborazione fra enti pubblici e commercianti. Noi saremo sul portale dell'Expo proprio con una serie di iniziative che facciamo da anni, da sempre sul nostro territorio con Gusto Veneto, Sì. proprio dove il turista che arriverà, l'ospite che verrà all'Expo, potrà percorrere il territorio veneto andando alla ricerca delle particolarità, di quei prodotti tipici, di quelle bellezze che sono nostre. Qui vediamo il padiglione e i lavori che sono in itinere e sembrano arrivare Sì, è quasi ormai. finito ormai. È quasi finito, Quindi una corsa contro il tempo. Quindi questa è la nostra, dicevo, le Proloco, ma soprattutto le persone che tutti i giorni sono sul territorio e rivitalizzano con i comitati, con le varie iniziative il nostro territorio, sono pronte e sono disponibili proprio a collaborare con tutti. Devo dire che noi come Proloco non ci dedichiamo esclusivamente alle sagre, noi stiamo guardando anche alla scuola per avere dei contatti, insegnare ai nostri giovani quali erano le nostre tradizioni e quali sono le nostre particolarità e come si vive all'interno di una tradizione, di una storia che è millenaria. Certo. Quindi tutto questo lo facciamo cercando di collaborare fra istituzioni e attività imprenditoriali. Fare squadra, quindi la cosa importante è fare squadra, fare rete. Lei pensi che fra poco finisce il carnevale, ma ci sono un sacco di attività sul territorio che stanno pensando alla Quaresima con
parlavamo prima del baccalà, ma l'arenga e tutte queste iniziative che sostanzialmente sono un volano continuo, assolutamente. Angela Stoppato, si parla di famiglie, si parla di giovani, molte le iniziative anche di Abano e Montegrotto che si rivolgono ai ragazzini. Qui ho lo sceriffo qua dietro che... Posso dire una cosa? Visto allora, che si parlava... la domanda la teniamo in sospeso. Zombie di centrodestra, mi dica. Sì, No, questo non ci piace, no, la mando fuori. Prego, mi si dica. parlava di beni intoccabili. Volevo dire che anche noi nel nostro piccolo abbiamo il nostro bene intoccabile, che è il nostro sindaco Enrico Rinuncini, al quale vorrei fare un grande applauso perché è proprio uno di noi. E poi il nostro bene intoccabile è il nostro parroco. Non l'avete vestito da zombie, Rinuncini? No, abbiamo vestito da zombie il nostro parroco, Don Demis Ballotto. È stata una scommessa e l'abbiamo vinta noi perché è riuscito a fare tutto il carnevale. Quindi un grazie prezioso anche a lui per il lavoro che fa. Grazie a voi di essere qui. E grazie alle amministrazioni vicino al territorio, perché far rete è indispensabile, la crisi c'è ed è indubbio che ci sia, dobbiamo far rete. Prego, mi stava dicendo iniziative di territorio che coinvolgono famiglie, giovani, bambini, perché si parte dai giovani. Si parte dai giovani per spiegare loro anche cosa sono le terme, no? Questa grandissima risorsa della Regione, ed è proprio in collaborazione con la Regione Veneto, l'assessorato all'ambiente e naturalmente con i comuni delle città termali abbiamo prodotto insieme ai creatori del famoso cartone animato di Rai 2, I Cuccioli, un fumetto in cui i cuccioli vanno appunto alla scoperta delle terme durante l'antica Roma, per poi scoprirne anche le proprietà e proprio tutta quanta la loro formazione. E questo fumetto verrà distribuito nelle classi quinte elementari di tutto quanto il Veneto, e ovviamente le insegnanti potranno partecipare al grande gioco che si terrà il 18 aprile in centro ad Abano e Montegrotto, in cui si replicherà un grande gioco dell'oca che poi troveranno anche allegato proprio al fumetto, per cui potranno divertirsi in classe e poi venire anche ad Abano a vincere dei premi, insomma, con tutta quanta la classe. Bene ragazzi, voi qua dietro quindi dovete visitare gli Eremitani a Padova, dovete andare a Venezia al Carnevale, adesso ad Abano vi aspetta un fumetto, peraltro domenica ci sono anche i carri. Esatto. Ma siete pronti con tutte queste iniziative? Sì. Microfono? Pronto? Sì, e volevo dirti un'altra cosa. Dimmi tutto. Che nello stand dove hanno fatto i cuccioli con la scuola ci siamo andati noi. Ma qui lo sceriffo sa tutto. Sono preparatissimi. E com'era? Era bello? Sì. Nel microfono? Sì, molto bello. Molto, molto. E i due qua compagni dello sceriffo? Siete pronti? Anche voi carnevale tra i cuccioli? Sì. Sì? Carri domenica ad Abano e Montegrotto, eh? Sì. Allora, Venezia, Eremitani e carri. Mamma, qui c'è un grande affare, Poi... Prego, per avere maggiori informazioni o per partecipare, il sito visitabaноmontegrotto.it oppure l'email alletermeconicuccioli@gmail.com. Bravissima, a casa scrivetevi perché sul sito, ormai con internet si trovano tutti gli appuntamenti principali. Eleonora Mosco, allora, giovane in politica, una politica anche per i giovani, per i ragazzini, oggi parliamo di intrattenimento per cui poi i protagonisti sono loro. Ricordiamo gli appuntamenti di Padova, abbiamo detto Eremitani, carri in Prato della Valle. Carri in Prato dello Sbaracco. Lo Sbaracco, dove e quando? Dal 13 al 17. Tutti i negozi che avranno affisse queste vetrofanie con scritto Sbaracco, insomma ci si può accedere e lì poter usufruire di tutti gli sconti che i negozianti anche generosamente mettono a disposizione di tutta la collettività. Quindi io il pensiero che desidero appunto condividere con tutti i cittadini è proprio che far ripartire l'economia, ripartire dal commercio, favorendo tutte queste iniziative in modo continuativo, partendo soprattutto dalla qualità anche della proposta che viene offerta. Proprio, e lo dico anche
per evitare equivoci che insomma sono stati anche magari da cui si è dato adito in questo periodo, che l'intendimento di questa amministrazione, e lo è la dimostrazione di tutte queste iniziative che stiamo ponendo in essere, è la vicinanza che noi diamo ai commercianti e ai negozi di vicinato contro ogni apertura dei centri commerciali. Quindi la posizione da sempre è stata molto chiara di questa amministrazione, voglio ribadirla con fermezza e convinzione. Un attimo solo, poi vi lascio. No, prego, zombie al vostro posto, là dietro è un discorso serio, dai. No, ecco. No, è un giovedì grasso, per cui mi scuso, assessore. No, assolutamente. Ma gli diamo spazio e hanno ragione. Assolutamente, soltanto prego. Per ribadire. Quindi appunto, noi centri commerciali, vedo una trasversalità destra-sinistra in questa logica, quindi commerciali a Padova sia l'opposizione. Senza polemiche, ecco, la nostra è una presa di posizione che concretamente stiamo portando avanti. Ecco, tutto quello che è stato, non voglio, io dico guardiamo avanti, cerchiamo veramente di dare un sostegno concreto e costante a tutte le nostre attività commerciali che sono il tessuto più bello della nostra società. Le dicono brava, perché non è d'accordo? Faceva no con la testa, che ero ruzzante. Io facevo no con la testa semplicemente perché qualcuno li avrà costruiti questi 320 metri quadri ogni 1000 abitanti e avrà dato la disponibilità. In regione abbiamo discusso solo una volta di questioni relative alla grande distribuzione commerciale, è stato dato il via libera a un grande progetto che riguarderà purtroppo anche Padova. Non è che se viene realizzato a 10 km da Padova non riguarda anche il tessuto commerciale di Padova, è questa Veneto City che sarà al centro del Veneto tra le province di Padova, Venezia e Treviso e diventerà purtroppo un ennesimo centro che farà chiudere i centri più piccoli e farà chiudere tanti esercizi commerciali. Ogni addetto della grande distribuzione si perdono 4 posti di lavoro nella distribuzione a rete che abbiamo nel nostro territorio. Quindi io sono per questa scelta. Fare rete significa anche realizzare, guardate, io credo che non possiamo più avere ritardi su questo, un sistema metropolitano ferroviario regionale. C'è in tutte le regioni. Significa avere decine di treni che sono in grado di collegare qualsiasi luogo del Veneto verso i luoghi di grande attrattività come Venezia, significa servire il terzo aeroporto italiano, perché il Marco Polo è il terzo aeroporto d'Italia. Se vai a Malpensa, se vai a Fiumicino c'è il collegamento ferroviario, se vai al Marco Polo non c'è nulla. Certo. Ci sono degli autobus, se ti va bene. Sì. Allora credo che questo sia una priorità, consentire ai nostri pendolari, che sono migliaia e migliaia che si muovono ogni giorno, non solo per andare alle bellezze del carnevale, ma si muovono per andare a scuola, per andare all'università, per andare a lavorare, certo, dargli un servizio di qualità. In aereo da Marco Polo? No. Infrastrutture per il territorio. Assessore, allora, ma si punta al grande Veneto, sia il grosso centro commerciale, o si valorizza il piccolo imprenditore, l'azienda familiare? In che direzione per uscire dalla crisi? Guardi, no, intanto la cementificazione non è né di destra né di sinistra, di sopra né di sotto. È stupida, perché ho visto che in questi 10 anni da tutti i comuni sono arrivati oltre 1200 varianti a piani regolatori, quando era ancora piano regolatore, quindi il doppio dei comuni, per capirsi poi le dimensioni. Poi, quindi insomma non ha colore, ed è evidente che è stato uno degli elementi che ha fatto crescere in modo importante il Veneto, ma lo ha anche dall'altra parte distrutto dal punto di vista ambientale, e quindi adesso abbiamo tutti insieme cercato di metterci una pezza, perché dopo i 30-40 anni di boom economico dal punto di vista dell'edilizia che ha rovinato l'ambiente, abbiamo cercato di dire adesso basta costruire, tentiamo dopo le ultime operazioni diciamo, di coda di ciò che c'era che arrivava dal territorio, di convertire e recuperare ciò che è esistente, perché ovviamente ha più senso. È ovvio che poi c'è tutto l'altro problema invece dell'economia diffusa, che è massacrata. Lì la regione da sola può fare ben poco, abbiamo mezza Europa che ha questi problemi. È evidente che poi una nazione esce o una regione esce da un problema se ha la possibilità della leva fiscale.
una nazione che è fra le più indebitate al mondo da una parte e fra le più tassate al mondo dall'altra, credo che abbia un po' difficile, sì, sia un po' difficile venirne fuori facilmente o con la sola inventiva delle imprese, degli imprenditori. Ci vuole ovviamente anche un sacrificio di tutta la collettività, inteso la collettività pubblica. E quindi questo, ad esempio, in Veneto abbiamo dato il buon esempio riducendo il numero di consiglieri regionali, diminuendo del 40% gli stipendi, togliendo i vitalizi, quindi la politica ha dato il suo esempio, che se lo facesse tutta Italia così risparmieremo già 20-30 milioni di euro in tutta Italia. Dopodiché c'è tutto quell'altro grande mondo che è la burocrazia e i dipendenti pubblici, che non li puoi di certo né licenziare né mandare a casa, ma che in una macchina così grossa, mastodontica, l'Italia non può più permettersi con l'economia che c'è adesso. Però abbiamo situazioni come ad esempio le province, che teoricamente sono chiuse ma esistono, e che dal 30 di marzo o comunque entro quest'anno metà di quei dipendenti, che in Veneto vuol dire circa 1500 persone, quindi economicamente stipendi per circa 40 milioni di euro, tra stipendio, tutto quello che ci sta dietro, e l'esigenza di rimpiazzarli o comunque di metterli comunque nel circuito pubblico, parte regionale, parte dei comuni, quindi la macchina pubblica deve, cominciando dalla politica, diminuire i suoi costi, ma anche snellirsi nel tempo, perché altrimenti il sistema da solo non può reggere e neanche non può ripartire. Sindaco Bordin. No, non so se si sente o devo dare un microfono questa sera? Il gelato che... Dai, andiamo di gelato, prego. No, altra eccellenza del Veneto, il gelato. Il gelato è un'altra eccellenza del Veneto. Longarone. No, mi dispiace sentire l'assessore Stival che risponde in questi termini. Cioè, 10 treni per Montegrotto passano, ma io devo prendere i miei turisti, buttarli e lanciarli perché non si fermano. Quindi passano magari 10 treni, ma se ne fermano 3, assessore. No, ha detto 10. Però vede, a volte bisogna anche accettare. Io di certo non sono di centro-sinistra perché ho una tradizione ben diversa, ma le dico, a volte bisogna anche accettare, cioè sentire le mancanze, cioè manca questo trasporto, assessore, non è che stiamo giudicando la regione, perché sappiamo benissimo, anzi io l'ho difesa un sacco di volte per i tagli che stanno facendo da Roma alle regioni e ai comuni, ma voglio dire, a volte bisogna capire anche l'esigenza del turismo, cioè gli dobbiamo dare un servizio a questi turisti o non lo vogliamo dare, cioè questo voglio dire. Io so che ci sono problemi di bilancio, ci sono problemi, però a volte magari sì, ascoltiamo, diciamo, cioè, magari smettiamola, cambiamo di fare anche in modo politica, ascoltiamo. Io ho cercato diciamo, di dare una soluzione a un problema che c'è, non di dire non c'è o faccio finta che non ci sia. Ho detto, siccome ci sono 10 treni in 2 ore da Padova a Venezia, purtroppo non essendoci il servizio, inventiamoci qualcosa per dare il servizio ai turisti. Sì, ma io non dico questo, dico anche il collegamento stesso con l'aeroporto. Adesso prima citavamo l'aeroporto, ma non era una critica, era proprio la mancanza di queste strutture, insomma anche il collegamento tra Padova e Montegrotto, cioè il bus, l'MT da Padova a Montegrotto ci mette 3/4 d'ora. Se lei lo prende a Montegrotto per fare 10 km, ci arrivi in 5 minuti. No, se ci fosse un servizio treno efficiente, 6-7 minuti. Esatto. Tu fai a tempo a salire in autobus, dormire, prendi sonno, ti svegli e sei a Tencarola. Cioè, questa è la verità. Fate la prova, 3/4 d'ora. Quindi, no, ma volevo solo specificare che a volte... possiamo venirne fuori? Perché voi siete le istituzioni, comune, regione... Guardi, sa cosa ha fatto il bacino termale? L'imprenditore che paga le tasse dice bene, adesso ho bisogno di lavorare, quando vado al mio turista francese, russo, allora, inglese, ti spiego cosa hanno fatto... devo poter dire che va a Venezia in mezz'ora, che Padova in quarto d'ora, ma difatti il problema dei trasporti... Come può proporre un servizio, un prodotto di questo tipo? Perché abbiamo tutto, ma dobbiamo poterlo proporre. Allora qui io faccio i complimenti agli imprenditori che abbiamo nel bacino termale, perché loro per 2 anni si sono pagati la linea
tra Abano, Montegrotto e aeroporto di Venezia con i propri pullman. Bisogna dirlo questo, e quest'anno non ce la fanno più, un po', sono poverini, cioè voglio dire, insomma anche loro possono direi arrivare. alla Veneta ci si rimbocca le maniche e si trovano E le noi soluzioni. ci arrangiamo, esatto, quindi... Però bisogna investire, guardi, il problema del Veneto non è, no, sulle risorse, si è investito troppo sulla strada e poco sulla rotaia. In tutto il mondo ci si muove rapidamente via rotaia, bisogna investire di più sulla rotaia, significa più treni regionali, ne abbiamo un terzo di quelli che ci sono in Lombardia, allora credo che questo sia l'investimento che i cittadini ci chiedono, senza alcuna polemica, senza alcuna critica, ma credo che questo sia la cosa che manca. La cosa di più. bella infatti è investiamo in quello, bene, mettiamo l'esempio della TAV, che è uno degli elementi che serve, ci sono comitati ogni 3 km per il no, cioè, capiamoci, dobbiamo mettere servizi, fare servizi, dare servizi e i tanti no che poi ci sono anche nel territorio, perché ovviamente ogni servizio che vai a mettere comporta anche qualche disservizio per qualcuno, quindi c'è sempre quella situazione, e per questo che in un momento in cui si dice c'è un problema di economia, dall'altra ci sono servizi che mancano, dobbiamo affrontarlo anche nel modo più sereno, che da una parte ci stiano in piedi i conti, ma anche dall'altra non ci sia quella riluttanza nei confronto del pubblico che vuole fare, perché che noi facciamo strade, che facciamo autostrade o che facciamo ponti o che facciamo ferrovie. Ma non è che ha perso credibilità oggi la politica in Italia? È una domanda che le può... È una vita che l'ha perché il Mose, l'Expo... C'è problema. Io devo chiamare la pubblicità, però prima di chiamare la pubblicità mi saluta qua. Dove andate? Perché voi adesso vi spostate su Venezia. Niente treni a quest'ora. Niente treni, va bene, andremo in auto, ma ci arriviamo comunque. Sì, dove sì, vi spostate? beh, Cosa c'è a Venezia? Cosa è adesso programmato? raggiungiamo dove hai fatto il collegamento prima, l'Arsenale. Perfetto, quanto ci mettete a raggiungerla? Così abbiamo un'idea anche delle tempistiche. Adesso un'ora e un quarto, tra auto e vaporetto. Auto e vaporetti ci sono anche di notte fino a tardi. Ma devo dire che Venezia, per quanto mi riguarda, ha un eccellente servizio di trasporto locale. Per cui le famiglie che vogliono vivere il Carnevale di Venezia adesso non le vogliamo spaventare, perché abbiamo parlato di disservizi, ma non ci sono, perché i servizi ci sono, i vaporetti funzionano, la linea funziona tutta la notte. Quant'è il bilancio trasporto pubblico locale per la Regione Veneto? Tu sei in commissione, no? Sì, sì. Dunque arrivano 270 milioni. Il problema la regione tira fuori. Sai Stivai qual è il problema? Questo è il trasferimento. No, ma te lo dico senza... Lo faccio come battuta, giovedì grasso. Capire però i costi mentre le altre regioni di fronte ai trasferimenti dello Stato sul trasporto pubblico locale ci aggiungono delle risorse, in Veneto abbiamo fatto altre scelte. Abbiamo fatto altre scelte, certo. Ma io dico che oggi invece il tema del trasporto, e in particolar modo quello su rotaia, per i motivi che spiegava il sindaco di Montegrotto, perché se per andare su gomma ci devo mettere 45 minuti non siamo più competitivi, no? Per arrivare da Padova a Montegrotto sono 10 km. 10 km. Quando andiamo all'estero noi diciamo che andiamo a Disney, a Euro Disney, no? E diciamo andiamo a Parigi. È a 70 km da Parigi Euro Disney, solo che c'ha un collegamento che in 25 minuti, 30 minuti un treno super rapido ti porta a Parigi. Allora dovremmo iniziare a ragionare come area metropolitana, io lo dico, ma senza... L'area metropolitana è fatta nel triangolo Padova, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia, e dentro a quest'area qua dobbiamo consentire alla gente di muoversi con grande rapidità. Abbiamo delle stazioni nelle quali non si è mai fermato un treno, lo sai. A Vigonza c'è una stazione inaugurata, aperta e tutto, non si è mai fermato un treno su quella stazione, ormai è decrepita, è stata realizzata 10 anni fa. Doveva iniziare il sistema metropolitano ferroviario regionale nel 2004, siamo nel 2015, ci sono solo brevissimi tratti. Allora questo deve essere l'investimento dei prossimi 5 anni. Questo è l'obiettivo. Io devo andare in pubblicità, voi andate a Venezia, appuntamento... Io sono ben accompagnato, come vedi. Ma Arianna va a Nanna perché è una giovane studentessa o viene con lei a Venezia?
Vediamo cosa decide. Vediamo come gira. Dai. Ma comunque deve tornare a Venezia, anche lei. Perché Andiamo tutti, C'è il Mariola. vi accompagniamo. qui voi non li vuoi- sentite se vuoi da ci casa, ma teniamo c'è stata lei, un'ovazione, teniamo lo tutti zombie. con Marianna. Andiamo in pubblicità e torniamo a festeggiare il carnevale dai Reporter Sera.